Quante volte mi hai tenuta stretta, quante volte mi hai protetta, anche da me stessa. Se adesso piove, non sono lacrime, soltanto un brivido che resta dentro di me. Senza averti chiesto niente, hai capito che è importante rimanere qui sospesi insieme su di un filo. Senza avermi chiesto niente, decifrando la mia mente, sei riuscito a trasformare il vuoto in un respiro, perché non c'è al di fuori di te niente che conta. Quando una domenica diversa poi diventa una promessa, non dimenticare mai. Siamo fatti della stessa essenza, di un'identica sostanza, siamo noi e basta. Se adesso non c'è un vuoto da nascondere, soltanto un brivido che resta dentro di me. Senza averti chiesto niente, hai capito che è importante rimanere qui sospesi insieme su di un filo. Senza avermi chiesto niente, decifrando la mia mente, sei riuscito a trasformare il vuoto in un respiro. Senza avermi chiesto niente, hai capito che è importante, che è davvero importante. Senza avermi chiesto niente, decifrando la mia mente, che è davvero importante, perché non c'è al di fuori di te niente che conta. Un bellissimo applauso a Chiara da Scorzè con questo inedito bellissimo che si intitola Senza dire niente. È meglio non dire niente questa settimana perché ne abbiamo sentito di tutti i colori, perciò noi apriamo questa serata, grazie a voi di essere qui, speriamo in tanti perché vedremo delle cose bellissime, una struttura fantastica che è a San Giorgio delle Pertiche e adesso vi presento subito gli ospiti che ve la spiegheranno. Vicino a me c'è il dottor Fabrizio Bergamin, psicologo della struttura Il Graticolato, vicino a lui c'è Giuliano Simeoni, operatore sociosanitario, Nicola Bozzolan, ecco, è invertito, educatore, però sempre il Graticolato, mentre da questa parte abbiamo, chi non lo conosce, l'avvocato Pierluigi Riondato, che ringrazio tantissimo perché spiegherà e racconterà cosa sta succedendo a Giuseppe e alla mamma che noi abbiamo trovato a Tre Baseleghe e che poi non abbiamo più sentito niente. Perciò grazie avvocato di essere qua vicino a me e soprattutto Giuliano Simeoni, operatore sociosanitario sempre del Graticolato. Grazie a tutti. Allora, iniziamo dal dottor e dal psicologo che è importante, Fabrizio Bergamin. Allora dottore, strutture importantissime, si parla del dopo di noi, si parla di persone diversamente abili, però voi fate anche di percorsi particolari a delle persone che hanno perso lavoro e che con voi sono riuscite a essere inserite e reintegrate nella società. Cosa vuol dire per una persona, dottor Bergamin, perdere il lavoro e sentirsi invece poi reintegrato e far parte della società? Quanto importante è il lavoro? La cooperativa Il Graticolato ha fatto del lavoro la sua mission, quindi poi lo vedremo anche rispetto ai disabili. Quando una persona perde il lavoro fa fatica a riconoscersi, non riesce più a capire chi è, che senso ha la vita, quindi è una fase difficilissima, complicata,
che non va assolutamente sottovalutata. La cooperativa Il Graticolato nel suo piccolo ha anche un ramo B che si chiama La Ginestra, e all'interno si ha accolto e accoglie persone che appunto erano vicini alla pensione, che però purtroppo per la crisi hanno perso il lavoro. E queste persone, alcune, hanno anche già raggiunto l'età della pensione, quindi sono riuscite a terminare il loro periodo lavorativo. Dottor Bergamin, lei è psicologo, cosa vuol dire guardare negli occhi queste persone e rivedere questa luce che si era spenta proprio per il lavoro? Perché io sono e sostengo che il lavoro dà dignità alle persone. Quando manca quello, questa luce si spegne. Ecco, rivedere riaccesa questa luce negli occhi, anche per voi addetti ai lavori, cosa vuol dire, dottor Bergamin? Beh, è un'esperienza stupenda, sentirsi anche sentire che delle persone ci riconoscono come dei compagni, delle persone sensibili che li hanno accompagnati verso la pensione, è un po' sentirsi riconoscenti, queste persone si sentono riconoscenti verso una struttura, perché non è scontato, soprattutto per chi è avanti negli anni, sentirsi utile. Magari dice, beh, ma ormai io che ho lavorato per una vita in quel settore, chi vuoi che mi prenda? Quindi è una cosa... E allora io direi subito di partire con il primo servizio e capire cos'è questa struttura, questo dopo di noi, il Graticolato. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a San Giorgio delle Pertiche. Come state vedendo, una struttura enorme, bellissima, si chiama il Graticolato, Centro Paolo VI. Ecco qua il Presidente che ci viene incontro e ci accoglie. Buongiorno Presidente. Buongiorno, Nome e buongiorno. cognome? Lodovico Narò. Allora Presidente, cosa succederà oggi? Che noi vedremo una struttura che qualcuno non conosce, qualcuno conoscerà, però importantissima, perché voi cosa fate all'interno di questa struttura? Beh, noi assistiamo 140 ospiti e la struttura è suddivisa in 3 centri diurni, ha 2 comunità alloggio e un gruppo appartamento, e poi ha anche un altro ramo, questo appartiene al ramo A, e poi sviluppa anche il ramo B sempre all'interno del Graticolato e all'interno del Centro Paolo VI, chiamato La Ginestra, e questo è un ramo che offre lavoro a persone in difficoltà del nostro territorio. Chi sono gli ospiti di questo Centro Paolo VI? Chi è che accogliete? Beh, noi accogliamo persone inviateci dall'ASL, persone... Qualsiasi ASL o l'ASL di Padova? No, soprattutto l'ASL di Padova. E abbiamo anche qualche ospite di ASL vicine, sempre con il consenso dell'ASL di Padova. E per accedere, quanto costa? Che costi ci sono per accedere? Come si accede? Perché è importante, l'informazione è sempre poca rispetto a queste strutture, perché tantissimi non sanno neppure che ci siete. E io sono qua per quello, per far conoscere cosa c'è anche di positivo e di bellissimo nel nostro territorio. Sono i servizi e la rete sociale del territorio, appunto sono i servizi sociali del territorio che colgono un bisogno e lo indirizzano secondo la richiesta dell'interessato e secondo la tipologia del bisogno assistenziale che la persona esprime. Ma chi paga? Paga lo Stato, la Regione, l'ASL, e sono ragazzi a retta per i centri diurni. Per la comunità pure loro sono a retta, una retta riconosciuta dalla Regione, e per la residenzialità c'è il contributo della famiglia dell'interessato. Ecco, avete capito quanto importante è capire, conoscere, ma soprattutto il dopo di noi. Ecco, perché queste strutture sono proprio il dopo di noi, che i familiari chiedono tantissimo perché sono in grande difficoltà. Dottor Bergamin,
Una cosa importante che la gente a casa vuole capire è che è faticoso gestire una persona a casa, specialmente persone con grande anche disabilità. Queste strutture sono fondamentali, però si conoscono poco, dottor Bergamini. Anche lei come psicologo, ecco, parlando con questi genitori, cos'è l'esigenza primaria che sente? Queste persone sono persone adulte, perché noi abbiamo ospiti dai 18 ai 65 anni e le persone adulte hanno bisogno proprio di sentirsi con un ruolo, soprattutto un ruolo da persone che escono di casa, sanno dove andare, hanno all'interno di un'attività qualcosa da fare. Questo è molto importante. Crea benessere psicologico alla persona. Lo stare a casa, non far niente o avere una settimana non programmata può soltanto far perdere anche quelle autonomie che magari si sono acquisite durante il periodo scolastico. Quindi la cosa molto importante è non perdere tutte le autonomie che si sono create, si sono acquisite fino ai 18 anni. Rimanere a casa vorrebbe soltanto dire chiudersi. Noi lavoriamo con persone disabili, soprattutto disabili intellettive, una disabilità acquisita fin dalla nascita, e quindi sono persone che hanno delle capacità, hanno qualcosa da poter dire e poter fare, e il nostro centro riesce a dare una risposta a queste loro richieste. Io sono Alberto Toniolo, sono appunto responsabile del comparto, diciamo, residenziale che consiste nella struttura del gruppo appartamento e della comunità alloggio. Da circa 10 anni sono salito su questa nave molto complessa, molto particolare, che dà anche molte soddisfazioni. Infatti lei ha detto che è una nave complessa, però una nave che dà molta soddisfazione, Sì. perché questi ragazzi sono delle persone, e anche questi uomini, delle persone meravigliose, ragazzi e ragazze indistintamente. Certo. Ed il loro comportamento, siccome io ho frequentato, li ho visti al lavoro, li ho visti quando mangiano, li ho visti quando ti abbracciano, ecco, con questo sorriso che hanno sempre sulle labbra, ecco, questo è forse il riscatto migliore per il dopo di noi. È vero. Sì, ovviamente cogliamo di fronte a lavorando con queste persone veramente tante sfumature, quindi non possiamo non ricordare, insomma, che ci sono persone, quindi questi ospiti, che arrivano con delle esigenze e delle difficoltà a volte anche acute, non indifferenti, quindi riuscire anche come squadra che io coordino ovviamente lavorare sul problema, ma cercare di vedere, come si dice di solito, e di lavorare anche su quello che è il famoso bicchiere mezzo pieno, quindi estrapolare, appunto educare, no? Educere, tirar fuori anche quelle parti che sono nascoste, che sono insite, positive, abilità positive, residue ovviamente di ogni ospite, facendo in modo che si vada a valorizzare quello che sa fare, quali sono le sue capacità che sono ancora valide, che sono ancora positive anche in termini, diciamo così, di manualità. Certo. Di Forse ne confronto. hanno più loro che quelli normalmente normali. Diciamo che a volte magari si dà per scontato in un progetto riabilitativo, educativo, lavorativo, che alcune operazioni possono essere a priori impossibili da praticare. Poi grazie anche alla squadra, al dottor Bergamini e l'aiuto del presidente Nalon, riusciamo magari ad osare. Cosa significa? Si va anche a sperimentare qualcosa di nuovo. Ok, non riesce a fare quel tipo di mansione, ha questa difficoltà anche relazionale, si cerca di studiare qualcosa di diverso, e a volte scopriamo e ci meravigliamo e diciamo: però ce l'abbiamo fatta, riesce a farlo. Traguardo raggiunto. Traguardo raggiunto, ed è una cosa molto importante questa, secondo me. È vero, in questo lavoro si va a casa a volte un po' scavati, toglie un pochettino, ma quello che poi riceviamo è veramente tanto, ed è su questo continuo equilibrio di togliere, dare, io do, tu dai, do, tu dai, è un rapporto duale che continua, che ha mille sfumature e non finirà mai. Adesso siamo con Rossano, un educatore, anche lei. Ecco, io parlavo di giovani che dobbiamo veramente aiutare, il dopo di noi, ma soprattutto anche questi giovani che secondo me andrebbero messi in queste strutture
per capire cosa vuol dire disabilità, per capire cosa vuol dire sofferenza, sacrificio, specialmente anche in persone molto giovani o meno giovani. Beh, certamente la forza del volontariato, i giovani in primis, ma di tutto il volontariato di chi ha tempo, è fondamentale per una struttura come la nostra. E senza i volontari molte delle attività che facciamo non riusciremo a farle, perché travolti dalla quotidianità, dagli impegni che bisogna portare avanti tutti i giorni. I volontari sono un motore necessario per una realtà come la nostra e come la nostra per tante altre, e noi gli chiediamo aiuto per tante attività, per darci una mano nelle lavorazioni una volta alla settimana la sera, oppure per darci quel colpo quando il vivaio e quindi l'agricoltura, che ha i suoi tempi ben definiti, bisogna garantire la semina, la piantagione o la raccolta di altre cose, o per tante varie altre iniziative che nascono dal territorio, feste, fiere e quant'altro. Insomma, il volontariato, soprattutto dei giovani, perché insomma i giovani sono il futuro e quindi è da loro che dipende anche il benessere di tutta la società, è una cosa essenziale. In queste strutture io vedo anche, non è la prima che visito, molti giovani. Non è vero che questi giovani non ci sono i giovani. Certo, ci sono i giovani e si specializzano, c'è chi sceglie la parte più assistenziale, quindi acquisisce le competenze del corso OS, e c'è i giovani che fanno un percorso all'università, quindi educatore professionale, che sono un po' le due figure principali previste nelle nostre strutture. Questo dà l'occasione per che tante persone frequentino i nostri ambienti all'inizio magari solo per il tirocinio, perché è una cosa che bisogna fare per acquisire il titolo, poi però diventa una consuetudine perché si affezionano, perché gli piace l'ambiente, per tanti motivi, e quindi è un'occasione per allacciare rapporti e portarli avanti. E hanno un'altra famiglia. Certo, sì, una famiglia di 250 persone. Salutiamo Rossano Caon, salutiamo Alberto Tognolo e salutiamo soprattutto il presidente Ludovico Nalon, che dovevano essere qua questa sera, ma l'influenza li ha bloccati, sarà per un'altra volta. Specialmente il presidente volevo salutare, perché secondo me è un maestro di vita e dopo capirete perché l'ho chiamato maestro di vita. Io vorrei parlare adesso con Nicola Bozzolan, educatore. Ecco, quando queste famiglie portano questi ragazzi, questa terribile ferita che hanno queste famiglie, perché il dopo di noi è fondamentale per la serenità di questi genitori che sono terrorizzati per un domani, quando loro non ci saranno più, dove finiranno e come verranno accuditi i loro figli, che rimarranno anche bambini, ma avranno una manualità, avranno un futuro, ma soprattutto la sensibilità di queste strutture e di queste persone che li accolgono, e voi come educatori, prego. Sì, allora buongiorno. Buonasera. Sera ormai. Sono Nicola Bozzolan, educatore professionale e lavoro in cooperativa ormai da 15 anni. Io all'interno della cooperativa Graticolato svolgo il ruolo di responsabile all'interno di un centro diurno. La cooperativa gestisce 3 centri diurno, il Gabbiano, il Graticolato e il Giglio. Io mi occupo appunto di uno di questi 3 centri diurni. All'interno del mio centro ci sono 30 ospiti, quindi 30 persone disabili, e con loro lavora un'equipe di 8 operatori sociosanitari e 3 educatori professionali. Diciamo che il compito anche con le famiglie è notevole, nel senso che noi agiamo appunto con queste persone personalmente, nel senso che per ognuno di loro c'è un proprio progetto specifico. Non è solo passare 8 ore del tempo in cooperativa e fare... Noi abbiamo incentrato molto la nostra metodologia sulla personalità, sulla personalizzazione, esatto. Ecco quindi che anche un progetto specifico di un ragazzo, di ogni utente, viene condiviso con la famiglia. Noi cerchiamo di lavorare sempre in rete, quindi l'idea che abbiamo su quel ragazzo, su quella ragazza, quindi l'obiettivo che ci prefiggiamo in quell'anno deve essere naturalmente condiviso con la famiglia, quindi con i genitori, fratelli e sorelle, ma anche con l'utente stesso.
per dare dignità a quella persona. I ragazzi e le ragazze che cognitivamente riescono ad affrontare un discorso o comunque a relazionarsi con l'operatore, con gli educatori, il promuovere questa dignità della persona, questa adultità, perché come diceva il dottor Bergamin, lavoriamo comunque con persone dai 18 ai 65 anni, quindi persone che sanno cosa fare nella loro vita. Ecco, con la famiglia è molto importante appunto questa integrazione, quindi la condivisione del progetto specifico di ogni ragazzo, e per cui noi incontriamo una, anche 2 volte all'anno se serve, la famiglia personalmente in struttura per condividere appunto gli obiettivi dei propri figli, diciamo. Una cosa che questa sera vogliamo far capire a casa, per questo li lascio parlare, perché sono messaggi molto importanti, vi stanno dicendo e spiegando quanto importanti sono sì per queste persone diversamente abili, se si possono chiamare così, anzi per me sono più abili di altre, e l'ho già detto, ma soprattutto per queste famiglie che non saprebbero come fare a gestire queste persone, ma soprattutto anche la loro giornata. Allora adesso io mi rivolgo a Giuliano Simeoni, che è un operatore sociosanitario. Come il ragazzo o la persona che arriva da voi la prima volta ha paura, come vive questo momento? È un momento molto delicato questo, perché bisogna avere la sensibilità di capire che l'utente che arriva ha delle paure, ha una storia dietro che può essere un po' complicata. È nostro compito come squadra, per cui la prima cosa che dobbiamo fare noi è far squadra con l'educatore, il psicologo, capire quelle che possono essere le chiavi per entrare nel suo mondo e per aiutare questa persona a sviluppare le proprie qualità, ok? E anche i propri interessi, perché da noi come utenti ne arrivano tanti e di diverse problematiche. Certo. Per cui dobbiamo accompagnarli a una crescita tramite sia il lavoro, che che è la nostra, come dire, è la nostra chiave, un po' insieme col lavoro, personalizzando il lavoro, noi riusciamo a dare quello che diceva lei, la dignità. Non sono bambini, ma sono persone che stanno diventando adulte, sono adulti, hanno bisogno di una dignità, per cui di un posto di lavoro, perché guardano i propri coetanei, per cui vedono gli altri coetanei che non vanno più a scuola, vanno a lavorare, vogliono avere, e sottolineo sempre vogliono, hanno bisogno di questa cosa. Com'è il distacco dalla famiglia il primo giorno, i primi giorni? Diventa un trauma oppure li accompagnate un po' lentamente a questo soggiorno che può essere anche diurno o notturno? Cerchiamo, come ho detto prima, si studia la persona e cerchiamo di accompagnarla. Spesso anche molti ci stupiscono. Sembrano molto introversi, chiusi, e magari è quello che desideravano, avere un posto dove cominciare ad aprirsi e cominciare a vivere. E aiutiamo anche la famiglia a capire e a codificare questo passaggio. E a fidarsi soprattutto, perché per loro sono figli, sì, e questi figli, ecco, che si allontanano, deve essere una cosa veramente terribile. Avvocato, lei se ne intende di queste cose perché io e lei abbiamo vissuto anche l'ultimo percorso che abbiamo fatto a Tre Basili, che poi vedremo anche certe immagini, in maniera anche traumatica per questa mamma con questo figlio terribile. Però la domanda che io voglio farle questa sera: ma secondo lei quanto bisogno c'è di conoscere queste strutture? Lei che vive anche queste famiglie, questi drammi familiari, e sappiamo magari che ci sono, ma se non lo sappiamo come facciamo ad arrivarci? Ognuno di noi dovrebbe essere, solo ad ascoltarli, riconoscente nei confronti di queste strutture, di queste persone. Sono professionisti, ma sono persone, parlano di famiglia, li accolgono come fratelli. Io sono stato in questa, come è stata lei, e sono rimasto allibito la prima volta a vedere la serenità che hanno in faccia
questi bambini, queste ragazze e questi adulti che vengono ricoverati come in un albergo. Lui non l'ha detto, ma io ho conosciuto questa struttura grazie a lui, lo dico io perché è vero, perché se lui non me lo diceva... È sintomatica di queste istituzioni. Non ce n'è, per quel poco che conosco io, ma non è che conosco proprio così poco, mi hanno meravigliato, sono stato casualmente, per motivo professionale, ma casualmente e improvvisamente per loro, a visitare la struttura. E ho trovato una situazione che raffrontata a queste notizie che spesso abbiamo in TV, chi assiste gli Negative, anziani, sempre chi brutte. all'asilo, e denunce, delitti e robe. E tu vedi delle persone che hanno il sorriso in faccia, ti danno la mano, questi ragazzi ti lasciano stupiti, è vero, hanno qualche sorriso. La speranza è anche in questi occhi. Ma certo, e lei parlava giustamente di dopo di noi, ma questi vivono il noi, sono loro i genitori, perché tutto il giorno stanno con loro. E vedere che persone, chiamiamole svantaggiate, ma in tanti casi siamo più svantaggiati noi, se non altro per il carattere, loro infondono allegria, secondo me, perché uno non sorride, non viene a sorriderti se Infatti si io i depressi crede... li metterei in queste Ecco, strutture, avvocato. È da copiare da questi professionisti. È vero. Quindi tanti complimenti a loro e li ho visti all'opera. Poi è una cosa immensa, un Enorme, che vivaio. adesso vedremo. Beh. Chiara, tu conoscevi queste strutture? No, io non ne avevo mai sentito parlare, però vedi, è sempre Tutto bene serve. saperlo. Secondo te è importante conoscere e sapere che ci sono queste strutture anche per queste persone diversamente, neanche diversi, che hanno proprio bisogno di fare un percorso diverso. Ecco, i percorsi diversi, che la vita è quella, va fatta con un percorso diverso. Sì, sì, secondo me sono d'accordissimo che ci siano queste strutture, perché comunque è giusto che abbiano un aiuto anche queste persone. Però si conoscono poco, perché la tua voce sta dicendo questo. Esatto, esatto. Comunque sono persone più speciali di altre. Ed è vero. Allora, un'altra cosa che volevo chiedere, dottor Bergamin, è questo distacco che avviene tra genitori e figli. Lo vive in maniera più traumatica il genitore o il figlio? La persona disabile è uguale a noi, quindi noi usiamo appunto spesso il termine persona perché alla fine sono esseri umani come noi, che poi ci sia una difficoltà, va bene, in questa può starci, ma come diceva lei, allora tutte le persone hanno le proprie difficoltà. E c'è un'inversione rispetto alla persona adulta o giovane adulta, perché il giovane adulto di per sé trova un lavoro, si fa una famiglia, tendenzialmente esce di casa, mentre i nostri utenti, le nostre persone con disabilità, si ritrovano incastrate all'interno della famiglia. Troppo soffocante delle volte? I genitori, giustamente anche, si sostituiscono spesso. Mentre raggiunta l'adolescenza dovrebbero lasciare andare il proprio figlio, spesso invece si sostituiscono, ma perché vedono, notano le difficoltà, non è una cosa così semplice. Quindi il nostro compito è aiutare i genitori a fidarsi di qualcun altro, di esterno alla famiglia, di qualcun altro che non conosce benissimo i loro figli, fratelli, familiari, ma che sono in grado di far star bene la persona. Quindi quello che diceva prima Giuliano è un periodo di accoglienza che può durare anche alcuni mesi, dove piano piano si accompagna la persona. Si fa questo percorso per migliorare anche la sua esistenza. Poi ci sono due progetti molto diversi. Il progetto semiresidenziale, che è quello del centro diurno, dove le persone lì vengono all'interno della cooperativa dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16 circa. Quindi i fine settimana sono a casa, hanno i loro interessi ed altro, mentre le strutture residenziali accolgono persone 365 giorni all'anno. Quindi noi diventiamo una famiglia. La seconda famiglia, se no addirittura la prima in certi contesti. Guardiamo il prossimo servizio. Allora, adesso dove andiamo? Visitiamo le due comunità, Comunità Don Bosco e Comunità Don Milani, intitolate a due grandi educatori per ovvie ragioni.
nome stesso anche di questa struttura, Paolo VI. I ragazzi quando hanno terminato pranzo, cena oppure terminato il mattino passano qui in soggiorno diverse ore dove si intrattengono con o giochi o lettura o la visione di qualche programma televisivo e quindi è il loro momento di relax e anche di condivisione tra di loro di tante attese, aspettative, anche di amicizie interessanti che si sviluppano durante la permanenza qui e che noi favoriamo naturalmente perché vivano una vita vera. Allora Presidente, perché questa struttura Paolo VI si chiama? Se abbiamo intitolato tutto il centro, tutto il graticolato, la cooperativa graticolato che contiene varie proposte assistenziali educative, abbiamo intitolato a Paolo VI perché è il Papa che ha interrogato l'uomo moderno, l'uomo del dubbio, l'uomo che si è interrogato sul senso del dolore e quindi un Papa che ha praticamente aperto l'attenzione della Chiesa all'uomo di oggi. Ecco, noi pensiamo che i ragazzi che abbiamo qui ospiti e i loro genitori siano persone che si interroghino sul senso del dolore e che abbiano molti dubbi su ciò che è capitato loro. Ecco, e questo Papa ha saputo ascoltare appunto questo grido di dolore, il dubbio, lo ha fatto proprio nella preghiera in occasione dei funerali di Aldo Moro, quando stupendo il mondo dice appunto noi ti abbiamo pregato Dio per la salvezza e l'incolumità dell'amico Aldo Moro e tu non ci hai ascoltato, però noi crediamo. Qualcuno ha risposto, perché con questa struttura è la risposta, ecco, che qualcuno ha ascoltato queste parole importanti che ha detto Paolo VI. Paolo VI poi ha aggiunto, ma noi crediamo nella risurrezione. E quindi la risposta è che la società deve farsi carico del dubbio, della domanda e dare una risposta. Bene. Presidente, una struttura grandissima, tanti camion che vanno e che vengono, delle serre molto grandi. Dove stiamo entrando? Nella Ginestra, che è il ramo di impresa, il ramo B. La Ginestra offre lavoro a persone svantaggiate, a persone in difficoltà. Ad esempio quest'anno abbiamo accompagnato alla pensione 4 persone che erano state espulse dal mondo del lavoro, alle quali mancavano chi 5, chi 6, chi 4 anni e li abbiamo accompagnati alla pensione. Avete sentito, non solo diversamente abili, ma persone in forte difficoltà economica per la perdita del lavoro, perché non erano arrivati ancora al traguardo della pensione, e questa struttura li ha accolti e li ha accompagnati nel percorso. Entriamo, Presidente. Siamo con Adriana. Quanti anni, Adriana? 57. Allora, cosa vuol dire per lei questa struttura? Perché lei non è diversamente abile. No. Ha avuto un passaggio un po' particolare nella sua vita, Sì. un percorso difficile, magari anche senza lavoro. Cos'è successo, Adriana? Niente, avevo degli amici che parlavano appunto di questo graticolato, di questa azienda, questa cooperativa, e niente, ho avuto non problemi al lavoro, però gli orari erano un po' particolari, dunque la mattina alle 4 io ero nel settore pulizie e niente, ho voluto fare sto salto in pratica e niente, ho provato a fare la richiesta di assunzione e sono rinata. Ecco, Avete devo capito? dire, sono rinata. Perché mi trovo appunto bene. orari, tutto quanto, diverso, lo stress tutto diverso. è tutta un'altra Ecco, cosa, sì. lavorare Non in una sembra- maniera più... Beh, a me piace anche il mio lavoro che sto facendo adesso. Cosa fa, dunque. Adriana? Io faccio dei blister, sono dei componenti e lavoro in una macchina a 70 gradi ma non è pesante e sono dei kit di montaggio. Ecco,
ecco, ci sono diverse, come si dice, Vabbè, comunque un lavoro che le dà soddisfazione, diciamo, ecco, e l'ambiente soprattutto, Sì, che è quello sì. che è importante, ecco Tantissimo. per la persona, specialmente per la mente, di lavorare non mi è sereni. pesante, ecco, lavorare, non mi è pesante di Grazie, essere qua. La cooperativa della Ginestra comprende anche il ramo agricolo. E siamo con Toso Alessandro. che sta lavorando, vero Sì, Alessandro? esatto. Allora, È un esperto di api, perché abbiamo anche, quanti alveari abbiamo? 30 casette. Dunque, a ramo di impresa agricolo, stiamo fondando una azienda agricola che svilupperà la sua attenzione verso il biologico e l'integrale. Sono Orietta Trabacchin allora, e sono dottoressa, il responsabile educativo della Ginestra. cosa vuol dire educare questi ragazzi all'interno di un contesto anche così bello, così solare, così luminoso? Allora, educarli nel contesto della cooperativa di tipo B significa tirare fuori tutte le potenzialità che queste persone hanno a livello lavorativo. Quindi reinserirli in un contesto in cui possono manifestare le loro meravigliose attitudini. E con la manualità vengono fuori queste attitudini? Assolutamente sì. Forse è uno dei modi in cui meglio vengono fuori. Una volta questi ragazzi erano tenuti a casa, nascosti, quasi una vergogna, Esatto. per qualche genitore. Per Invece fortuna erano è cambiato. bravissima, per fortuna è cambiato, sono cambiate anche, la mentalità è cambiata delle istituzioni che si avvicinano anche in maniera diversa, diciamo, Esatto. e soprattutto anche la famiglia. Sì. Per questi ragazzi sono dei ragazzi meravigliosi. Esatto, è così. Per fortuna questo processo culturale che si sta attuando è un processo che non è ancora completo e ci sarà sempre tanto da lavorare, però si sta attuando e i risultati li vediamo proprio in centri come questo. Certo. L'articolo 14 che il Presidente dice importantissimo. Allora spieghiamo cos'è l'articolo 14. Allora, l'articolo 14 è un'opportunità perché permette che l'azienda del territorio che ha una scopertura, che quindi ha un numero di dipendenti con disabilità da assumere, possa assumerli all'interno di una cooperativa sociale. Quindi noi direttamente li assumiamo, però loro coprono la loro scopertura. Garante di questo è la provincia e la regione. Okay? E questo è l'articolo 14 della legge 276 del 2003. Così abbiamo anche capito quanto importante delle volte sono questi articoli di legge che danno la possibilità di migliorare e fare una vita più serena anche alle famiglie soprattutto. Certo, perché questi permettono un'assunzione, quindi uno stipendio, che non è poco, e quindi una possibilità di autonomia sociale, economica per persone che hanno una disabilità, però hanno delle attitudini, delle capacità più che spendibili, come dimostrano qui da noi. Avvocato Riondato, articolo 14. Quanti articoli ci tengono nascosti che potrebbero migliorare la nostra qualità di vita, che lei magari conosce e noi non conosciamo? Ci sono degli articoli che possiamo veramente impugnare noi e dire vivremo meglio? Ma ce ne sono molti, ma al di là dell'articolo bisognerebbe veramente rivolgersi, ci sono dei centri per il lavoro, perché sono specifici, sono creati apposta per le situazioni difficili, ma chi crea o chi segue questo? Nessuno o quasi nessuno. Basterebbe andare presso queste comunità per capire quante capacità ci sono, dove si può impiegare qualcuno, andare presso le associazioni, artigianati, Ma non è, avvocato, industria. che nel privato ci si organizza meglio e nel pubblico invece non ci si organizza per niente? Perché si parlava anche con l'assessore Elena Donazzan, questi uffici per l'impiego non funzionano, ma lo dicono i servizi sociali, non funzionano. Allora, a mio avviso, dobbiamo riorganizzare tutto o è così difficile secondo lei? Stiamo bastonando tutti, ma credo che siano bastonate ben date, perché effettivamente tutti si lamentano di queste strutture. Ci sono ottimi assistenti sociali, ci sono ottimi centri dove ti indirizzano, però si dice che la legge è pubblica, va conosciuta, poiché legge deve essere conosciuta, ma se nessuno te la interpreta,
se nessuno te la dice, se nessuno e te ti la dà. accompagna su un Ma percorso da fare. La stessa scuola, esatto. insegnano delle regole, delle norme stupide, diciamo, nel senso che non gioveranno mai per la vita di queste persone, e non dicono: guardate che se un domani voi farete un'attività, ricordatevi, o se a casa avete qualcuno, che ci sono queste possibilità che la società dà. Non si può pretendere che uno conosca le leggi perché legge i giornali. Già si capisce poco quando si leggono i giornali. Invece bisognerebbe rivolgersi ai centri appositi, e questi dovrebbero fare anche proseliti, perché sono bravi, perché li cercano molti posti. Ma lei mi dica se conosce un centro che dia lavoro a un elenco di 300 disoccupati. Non c'è. Tutti ti rispondono: non mi chiamano mai. E allora c'è una deficienza. È giusto che lei metta il dito su questa piaga. Allora Bozzolan è educatore, ma soprattutto è ascoltare, a mio avviso. Ecco, manca secondo lei l'ascolto, che è fondamentale per capire veramente la persona che momento vive, in quali condizioni vive, e soprattutto la famiglia, perché anche ascoltare la famiglia forse fa capire perché il ragazzo si trova magari in certe condizioni, in certe situazioni che voi trovate. Certo, come dicevo prima, appunto l'ascolto è una cosa fondamentale nel nostro lavoro, ascolto dell'utente, quindi dei nostri ragazzi, dei nostri ospiti, ma soprattutto ascolto da parte dei familiari. Con loro, come spiegavo prima, ipotizziamo e condividiamo dei progetti per questi ragazzi, per cui noi, è già stato detto ampiamente anche nei servizi di prima, abbiamo fatto una scelta coraggiosa, ma a mio avviso vincente, che è quella della terapia occupazionale, quindi del lavoro. Per i ragazzi lavorare, quindi mettersi all'opera manualmente tutti i giorni con varie commesse di lavoro, è risultato proprio una scelta vincente. Loro sono gratificati da questo tipo di attività. L'ascoltare, come si diceva anche alle famiglie, è anche per arrivare alla fine di un progetto a 360 gradi, quindi noi non diamo solo l'attività occupazionale ai nostri ragazzi. All'interno di un progetto ci sono tanti vari altri aspetti. Miglioriamo le varie autonomie personali, miglioriamo il benessere anche psicofisico per quanto possibile, quindi all'interno della nostra equipe abbiamo anche laureati in scienze motorie, per cui appunto facciamo fare attività motoria ai nostri ragazzi. Puntiamo tanto anche all'integrazione con il territorio, quindi le uscite ludico-ricreative che facciamo nei mercati, nei centri commerciali. Un aspetto molto importante del nostro centro è anche il soggiorno climatico. Noi ogni anno portiamo i nostri ragazzi o al mare o in montagna per 5 giorni. Ecco, l'ascolto anche che dicevamo verso le famiglie è anche un andare verso i loro bisogni. Qual è un bisogno di una famiglia che ha all'interno una persona disabile? Anche respirare, tra virgolette, certo, riuscire a passare 5 giorni in un anno senza avere lo stare dietro sempre al proprio figlio, avere anche magari possibilità di andarsi a mangiare una pizza fuori, di andare 2 o 3 giorni in vacanza tra marito e moglie. Distaccare la spina. Distaccare, esatto, la spina, questo volevo... Dottor Bergamin, cosa voleva aggiungere? Beh, prima diceva che è importante avere dei servizi che in qualche maniera ascoltino, però è fondamentale anche dare risposte. Certo. E nel nostro piccolo infatti cerchiamo di rispondere a persone che ci chiedono aiuto, per esempio rispetto alla cooperativa ramo B della cooperativa Il Graticolato, la Ginestra, è importante accogliere e far fare a delle persone delle esperienze lavorative. Mi spiego, all'interno della Ginestra ci sono dei lavoratori, ma c'è anche chi viene lì per un periodo limitato dove si sperimenta, si rimette in gioco, si riallena a certi ritmi. Anche volontariato. Anche volontariato. In questa maniera poi sono pronti anche per andare, per esempio, all'interno di altre aziende. Certo. Perché alcuni sono troppo arrugginiti, non sono più abituati ad alzarsi al mattino. Mettere l'olio un'altra volta. Esatto. E con l'olio nel nostro si parte. piccolo proviamo a fare anche Simeoni, questo. un'altra cosa che volevo sapere, lei operatore socio-sanitario,
come si diventa operatori sociosanitari? Perché io sono convinta che bisogna averlo anche nel DNA un pochino, perché non è un lavoro così semplice e così facile. Prego. Allora, io parlo del mio caso personale. Sì. Svolgevo tutta un'altra attività e a un certo punto della mia vita mi sono rimesso in gioco. Ho capito che quel tipo di attività era un'attività che non mi dava la soddisfazione che cercavo. Ho fatto il corso OS, okay, che è un corso di 1 anno in cui ti insegnano a aiutare, a stare vicino a delle persone con disabilità o con delle problematiche. Non è un lavoro, il nostro lavoro non è un lavoro facile. Certo. Ha detto bene prima Fabrizio, è un scavare un po', dopo un po' è un po' un scavare su noi stessi, perché passiamo 8 ore con persone che comunque si aprono a te in maniera totale, hanno, come hai detto tu, sia i genitori ma anche loro hanno completa fiducia in te, perché tu hai una responsabilità molto grande. Certo. Devi essere sempre un po' prevedere quelle che possono essere le loro difficoltà e già mettere in atto un po' prima le soluzioni per farli stare bene, e questo vale per i genitori e anche per gli utenti che abbiamo. Per cui è un lavoro che ti porta a mettere molto del tuo. Bisogna avere Guardate che sta sorridendo Giuliano, avete visto? Parlando del suo lavoro lui sta sorridendo, pensate, cosa molto importante questa, sono quelle sfumature che dovete stare attenti a casa. Prima parlavo con l'avvocato, mentre c'era il servizio, di queste 4 persone che abbiamo aiutato ad arrivare alla pensione. Gli dicevo sì, 4 persone che dopo comunque hanno svolto del volontariato da noi, per cui hanno... Dare e avere. Ma hanno anche sentito un clima, un ambiente positivo. Nessuno torna su un posto dove l'aria è irrespirabile. Esatto. Se torni vuol dire che hai trovato qualcosa, hai trovato persone che ti hanno dato della positività. Infatti abbiamo sentito anche quella donna, specialmente in questa settimana difficile, che abbiamo sentito questi femminicidi, cosa vuol dire per noi donne andare a lavorare su un ambiente sereno, riuscire anche lavorando a staccare la spina, che magari non riesci a staccare a casa proprio per delle situazioni complicate, terribili che vive, perciò andare al lavoro e riuscire a dire sono serena, vado in serenità, penso sia una cosa fondamentale che noi donne forse dovremmo guadagnarci di più, ma facciamo sempre tanta fatica. Andiamo col prossimo servizio. Una sera bellissima, però tanti prodotti anche in vendita che chiunque può venire ad acquistare. Certamente, certamente. Prodotti coltivati in modo rispettoso dell'ambiente. Ecco, ci stiamo avviando anche verso il biologico e l'integrale, ma questi prodotti che stiamo vendendo ora sono prodotti che non hanno conosciuto concimazioni chimiche. Importantissimo, perciò anche questa è un'informazione che chiunque può venire a fare la spesa anche qui e acquistare i prodotti. Ecco, segnalo, questo ragazzo è un perito agrario e sta facendo uno stage qui da noi, inviato dalla scuola. Allora, giovane, quanti anni? 20 anni. Nome? Gabriele Marangon. Gabriele, cosa vuol dire per te aver trovato un lavoro, uno stage che stai facendo in un contesto così particolare? Beh, innanzitutto è una cosa molto positiva, perché impari un sacco di cose e metti in pratica quello che hai studiato. Io sto facendo un corso ITS di 2 anni e quindi ho studiato per 1 anno e mezzo. Adesso sto facendo stage e quindi metti in pratica, proprio vedi con mano e lavoro. Ovviamente c'è da pulire il radicchio, c'è da aiutare in azienda o comunque renderci sempre disponibili in base a quello che c'è da fare. Allora, io sto seguendo anche dei percorsi che sta facendo il dottor Bersellino, che è un psicologo, nei cyberbullismi.
a questi ragazzi, tu sei giovane, Sì. cioè invece di stare sempre su questi social, non sarebbe utile metterli all'interno di queste strutture e farli lavorare? Beh, certo, a volte ho pensato anch'io, a volte piuttosto che stare a casa avrei preferito magari venire qui e dare una mano, perché capita anche a me a volte che non ho niente da fare e invece di magari giocare col computer o i cellulari è meglio venire qua e comunque fai esperienza e cerchi un modo per occupare il tempo e ti diverti inoltre, perché comunque puoi interagire con tante persone e conoscerle, ecco. Però c'è una curiosità che adesso noi scopriremo. Chi è questo presidente e da dove proviene? Che lavoro faceva? Io ho fatto il maestro per 40 anni, il ragazzo che vi ha appena parlato è stato uno dei miei alunni che ho seguito per 5 anni e sono orgoglioso che sia qui e che abbia fatto questa scelta di vita. È stato un ragazzo a cui abbiamo dedicato le nostre attenzioni educative ed è uno dei ragazzi riusciti bene. E che contento e tranquillo che è, Ed è perciò vuol dire che questo lavoro fa bene ai ragazzi, la manualità. Grazie Presidente. Siamo entrati nella palestra, grande anche questa, nuovissima. Cosa vuol dire anche per questi ragazzi, per queste persone, avere una palestra a disposizione, perciò anche per il loro corpo è proprio un toccasana? Beh, è un aspetto fondamentale del benessere psicofisico delle persone, soprattutto delle persone con difficoltà anche motorie o disabili in generale. Noi abbiamo fatto questa scelta di avere una struttura interna perché prima insomma, come tanti altri andavamo sulle palestre, le sale qua del territorio, però è comprensibile come muoversi all'esterno vuol dire fare gruppi più grandi, vuol dire avere un servizio generalizzato. Avere una palestra interna permette di fare gruppi più piccoli, di quindi seguire le persone meglio. Noi all'interno della nostra cooperativa del Graticolato abbiamo 2 laureati ISEF, quindi 2 persone competenti. Gruppi più piccoli con appuntamenti più frequenti permettono di lavorare meglio sul mantenimento di alcune abilità e competenze oppure migliorarne anche quando possibile. Questo è un servizio, appunto, l'abbiamo finita da poco, è inaugurata a dicembre ed è utilizzata tutti i giorni. Tutte le mattine qua ci sono 3 gruppi di persone, 7-8 persone a seconda, gruppo per quanto possibile omogeneo, dove fanno attività, riabilitazione, qualche gioco con la palla, con gli attrezzi come qualsiasi altra struttura pari alla nostra. Insomma. Fanno ginnastica? Fanno ginnastica, sì. Allora siamo entrati in uno degli appartamenti. Quanti appartamenti sono, Presidente? No, il gruppo appartamento dunque ospita al massimo 6 persone. Okay. Questa è la sala da pranzo soggiorno, l'abbiamo inaugurato un mese fa e poi ci sono stanze dove vengono appunto ospitate queste persone. Il gruppo appartamento è un servizio assistenziale a bassa assistenza, cioè non c'è la necessità assistenziale degli ospiti della comunità perché hanno maggiore autonomia Più e autosufficienti, diciamo. sono abbastanza autosufficienti, hanno una notevole autonomia ed è obiettivo del gruppo appartamento quello di migliorare questa autonomia e la loro autosufficienza. Noi comunque garantiamo sempre la presenza di un operatore sia durante il giorno sia durante la notte, di un operatore Maggiore sicurezza. certamente per sicurezza loro e nostra. Dottor Bergamin, vedo tanti pulmini. Cosa sono questi pulmini e a cosa servono? Abbiamo 18 mezzi, 18 pulmini che ogni mattina vengono accesi dai nostri operatori e passano il territorio dell'Alta Padovana e vanno a prendere i ragazzi a casa. Li portano qui al centro e poi al pomeriggio verso le 16 ritorniamo a casa. È un momento molto importante di contatto con la famiglia anche, con i familiari, con la mamma, con il papà, dove i nostri educatori, operatori, tutti quanti si mettono in gioco e fanno da autisti. Allora, adesso siamo con un volontario, però psicologo, ex medico, col dottor Populin. Allora, dottore, che stanza è questa? Questa è una stanza che viene usata il pomeriggio da preadolescenti e adolescenti con sintomo di autismo. Quanto importante è parlare di questa, non è neanche una malattia, chiamiamo questo nascere con questo problema enorme.
È molto importante affrontare questo tema perché è un tema che si sta, ahimè, incrementando. Sono sempre più numerosi i ragazzi con questa patologia e richiedono degli atteggiamenti completamente diversi rispetto alla tradizionale cura della disabilità a cui eravamo abituati fino a pochi anni fa. E appunto il dopo di noi, dottor Populin, con queste strutture, quanto aiutano questi genitori a vivere un po' più serenamente questo percorso difficile che stanno facendo con questi ragazzi? Il dopo di noi io credo che sia una delle cose che più angoscia le famiglie oggi, perché oggi le famiglie dei nostri utenti, che come lei avrà visto nei centri diurni, spesso sono persone di 40, 45, anche 50 anni, quindi tenga conto con familiari che ne hanno 70, 80, 90 e credo non sia niente di più angosciante per una mamma anziana pensare che se muoio io, mio figlio dove va? Allora se ha l'idea che se muore lei ci sono case alloggio come quelle che lei ha visto, uno può anche morire tranquillo, perché vede che i suoi figli avranno delle risposte non solo buone, ma direi anche molto buone, perché quelle strutture che lei ha potuto vedere, secondo me, sono anche belle, belle, accoglienti. Non a caso lei è venuto a fare il volontario Non qui, a caso io ho scelto questa struttura, sì, perché è una struttura in movimento, una struttura che sta sempre adattandosi al nuovo che emerge. Bene, con queste parole noi vi ringraziamo, ringrazio il Presidente di questa accoglienza, grazie Presidente, ringrazio il Dottor Bergamin, ringrazio anche questo importante educatore, grazie a tutti e alla prossima. Ciao. Grazie. Dottor Bergamin, abbiamo parlato di autismo, lei ha confermato quello che ho detto io, non è una malattia, è una cosa ben diversa, anche questa spiegata molto poco. Perché si spiega poco questa forma di vita diversa di queste persone? Il disturbo dello spettro autistico è un qualcosa che è sempre esistito, però solo recentemente i test, gli strumenti psicodiagnostici sono riusciti a individuarlo. Ed è emerso che una grandissima percentuale di persone disabili soffrono di questo disturbo del neurosviluppo. Quindi è un disturbo che va a prendere l'intera mente e porta queste persone a vivere la quotidianità e la realtà in una maniera diversa, con aspetti sensoriali diversi rispetto ai nostri. Quindi, come diceva anche il dottor Populin, giustamente ci vuole un approccio diverso. Non è soltanto un stiamo assieme, diamoci degli obiettivi, ma impariamo a stare assieme. Perché l'aspetto, capire dove loro vogliono arrivare, cosa vogliono nel momento che siamo assieme a loro. L'aspetto relazionale difficile? È deficitario, fa parte proprio di questo problema. E alle persone va insegnato come si sta insieme. Quindi si fanno delle cose assieme, ma per appunto non in maniera esplicita, ma implicita, riuscire a trasmettere queste cose. Quindi è fondamentale. Le famiglie da questo punto di vista si trovano attualmente molto sole e a differenza delle altre disabilità intellettive dove noi abbiamo una media, i nostri ospiti hanno una media di età sui 40 anni, mentre i ragazzi con disturbo dello spettro autistico sono molto giovani. Avete capito? Perciò ancora più difficoltà. Bozzolan, appunto, questi ragazzi, però che poi io li ho anche conosciuti, sono dei ragazzi bellissimi, delle volte un abbraccio loro vale di più di 1000 abbracci perché hanno un calore e un trasporto incredibile, però bisogna saperli gestire, è difficilissimo. Secondo lei anche la scuola dovrebbe intervenire un po' di più? Lei come educatore cosa vuole dire? Sì, diciamo noi li accogliamo nel nostro centro che hanno appunto 18 anni. Certo è che se ci fossero stati interventi fatti in età adolescenziale o diciamo scolastica prima, qualche risultato si sarebbe già ottenuto appunto in età primaria. Dopo sta a noi, alla bravura della nostra equipe, al fare squadra, come diceva prima Giuliano, capire, organizzarsi. Noi facciamo anche delle equipe mensili dove ci mettiamo a tavolino e studiamo, cerchiamo di analizzare bene il soggetto che abbiamo davanti e
e ci diamo delle linee guida appunto per ottenere il massimo che si può come risultato, insomma, con tutto il fare nostro di quello che possiamo sapere e mettere in campo, e dopo dall'altra parte ci deve essere anche una... Questi ragazzi sentono questo aiuto che viene dato da voi addetti ai lavori diverso da quello che hanno in famiglia? Lo vivono in maniera diversa, più serena? Diciamo che noi, almeno parlo per quelli miei del centro diurno Gabbiano, noi cerchiamo di trattarli comunque come soggetti adulti, quindi anche quando c'è da fare tra virgolette i severi o comunque responsabilizzarli in quello che si può, noi lo facciamo. A casa sono sempre comunque tenuti, diciamo, sotto una campana di vetro, e poverino, sai, ha le sue difficoltà. Però Ed noi è sbagliato. È Il un'idea messaggio che vuole dare stasera, ad esempio, che è molto importante, quello che sta dicendo, che messaggio è che vuole dare a queste persone che hanno questi ragazzi con queste difficoltà? Loro comunque sì, questi ragazzi, persone disabili hanno difficoltà, ma io le chiamo sempre persone speciali, nel senso che hanno delle qualità diverse dalle nostre, dal normodotato, ma hanno comunque delle qualità, delle autonomie. Se spronate, se responsabilizzate, se rapportate nella nostra realtà, nell'età adulta, possono appunto trarre miglioramenti, trarre benefici. Se mantenute sempre, se la mamma o il papà si sostituisce sempre appunto per ogni minima cosa, anche solo, faccio un esempio banale, l'aprirsi la porta della macchina, ecco, bisogna cominciare per una persona autonoma che appunto riesce a deambulare normalmente e a fare le minime cose della vita quotidiana, bisogna cercare appunto di lasciarli fare da soli. Questo è l'invito che faccio ai genitori. Ecco, non si chiede il mondo, si parte dalle cose semplici. E ve lo dice un educatore. Guardiamo il punto di Leopoldo Bottero. Buonasera a tutti. Quando in una famiglia c'è un disabile, i problemi sono grossi e sono due. Primo, questa famiglia deve farsi carico di questo congiunto che ha dei problemi e non sempre è facile, non sempre ce la fa e avrebbe bisogno di qualche aiuto. Il secondo problema che si affaccia soprattutto nella testa dei genitori dei disabili è il dopo di noi. Rispetto a questa questione negli ultimi anni sono cominciate delle risposte, sono delle risposte di entità che nascono dal volontariato, che si sostengono col volontariato, cooperative, eccetera. Bisogna dire che anche la società, lo Stato, i comuni cominciano a fare qualcosa, ma è pochino, perché queste persone hanno bisogno di essere sostenute dalla nascita alla morte, hanno diritto di fare una vita la migliore possibile, hanno diritto ad esplicare tutte le loro possibilità quando le hanno e se le hanno bisogno di queste infrastrutture. Queste strutture purtroppo si debbono reggere molto sul volontariato e sarebbe ora che lo Stato ci pensasse di più. Canone di meno, una struttura di più. Bravi i ragazzi della zona del Graticolato romano che hanno messo in piedi una serie di iniziative, ma bravi tutti gli altri che nel Veneto sono molti che in ogni zona, in ogni area, in ogni comune hanno messo in piedi qualcosa per dare un aiuto alle famiglie e per dare un aiuto a queste persone che possono in tanti casi avere una vita piena. Mi piace dire due parole, visto che si è parlato di Graticolato, anche di storia, lanciando una polemica, non c'entra niente con la solidarietà, ma il Graticolato romano, che lo potete vedere nelle cartine se guardate una mappa del territorio che è a nord di Padova, che ha diviso il paesaggio in quadrati di 710 metri di lato, lo chiamano romano perché i romani lo hanno adottato, ma è nato dai paleoveneti. Buonasera a tutti. Buonasera Leopoldo Bottero, questi veneti che sono sempre i numeri uno, come numero uno è la nostra cantante perché questa ora è volata. Allora Chiara, con quali canzoni chiudi questa prima parte? Promettimi di Elisa. Promettimi, sai quante promesse che avevamo da fare? E vai. Promettimi che prima di dormire qualche volta, non tutte le sere, ti innamorerai. Io
poco tanto non ti accontenterai. Promettimi che prima di pesare il prossimo passo e pensare se vale, ti ricorderai di sentire dentro cosa vuoi. Gocci di miele da ricordare, risalire come marinai nel mare, non sentirne il confine, non sentirne il confine. Promettimi di far entrare il sole che asciuga le ossa e scalda bene il cuore, anche quando vivresti solo di notte di guai. Promettimi di non mentirti mai, non prendere in giro pensando che puoi non vantarti a caso e non sentirti migliore mai. Voci di miele da riascoltare e risalire, e come marinai nel mare, non trovarne il confine. Io con te ho imparato a dire ti voglio bene e a saltare senza contare, e che conta quel che rimane, e che conta quel che rimane. Tutto scende per risalire, si tiene duro e si lascia andare, tutto passa per un canale, tutto serve, tutto è speciale, è così che mi piace pensare. Io con te ho imparato a dire ti voglio bene e a saltare senza contare, e che conta quel che rimane. Cambia tutto ma quello resta sempre uguale, e credo che sia questo amore, credo che sia questo amare. Chiara, grazie a Matteo Bisato che ogni lunedì ci manda queste voci bellissime, questo volontario della solidarietà con la musica, e grazie a voi, a fra pochissimo. Non cambiate canale, rimanete con noi. Ci vuoi abitare, mi chiedi il permesso ed io non so che dire. Premetto che prima alla parola amore tremavo. Ora che vivo la storia più libera del mondo, che sento nell'aria il bene più profondo, a volte ho paura che crolli tutto quanto. Non è razionale, non lo puoi spiegare, tremano le gambe mentre ride il cuore. Chiudi la finestra che c'è troppo sole,
facciamo progetti per questa nostra vita che ha tanti difetti e a volte va in salita, ma in due la fatica diventa circostanza. Non è razionale, non lo puoi spiegare, tremano le gambe mentre grida il cuore. Chiudi la finestra che c'è troppo sole, anche quando piove, anche quando piove. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il nostro nome. Meraviglioso amore mio, bisogna averne cura, stringiti forte su di me, così non ho paura mai, così non ho paura mai. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il nostro nome. Meraviglioso amore mio, bisogna averne cura, stringiti forte su di me, così non ho paura mai, così non ho paura mai, così non ho paura mai. Bravissima Chiara, non inquadratemi gli ospiti perché ve li voglio presentare dopo, questi nuovi ospiti, perché guardate il servizio su questa meravigliosa pittrice. Metto i colori che mi piacciono di più, o tipo da come tipo sono ispirata, e magari colori vivaci o colori tristi, e dopo con la spatola li sfumo. Se l'arte si può raccontare, così Irene Gemin racconta la sua arte, che ha del prodigioso guardando queste opere, ma anche ascoltando chi d'arte se ne intende. Ma perché questi quadri di una bambina di 10 anni sono arte? Beh, perché l'arte astratta si basa sulla spontaneità e i bambini sono certamente gli esseri umani più spontanei del mondo. Quando l'artista si esprime con spontaneità, questa spontaneità si travasa nello spettatore che lo reinterpreta a modo suo e diventa praticamente coautore di questo quadro. E c'è da rimanere stupita ammirando questi quadri, visto che l'autrice ha appena 10 anni. Un'arte da sabato esposta nella prima personale di Irene, che molti indicano già come una bambina prodigio. Io amo moltissimo l'arte moderna e quindi l'astrattismo, e vedere l'interpretazione dell'anima così pura e, così come diceva il maestro prima, più decisa della nostra, di una bambina è fantastico. Ricordati che Treviso è una città magica, portala sempre nel cuore, perché tutti quelli che ci hanno preceduto meritano di essere ricordati. Stupiti sia per tecnica che per accostamento di colori, subito notati da chi d'arte se ne intende. Io l'ho scoperta per puro caso nelle gallerie di un centro commerciale dove era ospite per l'esposizione. Io l'ho vista, mi sono innamorato dei suoi quadri. Tante le personalità presenti all'esposizione, dal sindaco Mario Conte, che ha già aperto le porte di Kasugana, la prossima personale di Irene, all'assessore Federico Caner, che nell'arte vede l'occasione per intensificare il turismo culturale. Un grazie a tutti quei giovani come Irene che decidono di portare le proprie emozioni a conoscenza di tutto, perché il Veneto vive anche di arte. Ma Irene è speciale anche nella solidarietà, infatti il ricavato della vendita dei quadri andrà tutta al Cafoncello. Per lei è una scelta semplice e decisa, come i suoi tratti sulle tele. Perché è bello aiutare delle persone che sono in difficoltà. E Irene Gemin è qui questa sera con noi, io sono orgogliosa di averla ospite, questa stupenda ragazza. Per me sei una ragazza meravigliosa, ma soprattutto
con questa mano te la posso stringere, dolcissima, che riesce a fare delle cose incredibili, questi quadri bellissimi. Grazie Irene di essere venuta qui a questa trasmissione, grazie a sua mamma Alisa Zamberlan e al papà Marco Gemin che hanno permesso questa sera di avere ospite Irene. Allora Irene, io partirei proprio di te. Irene ha detto sono emozionata, ma chi non sarebbe emozionata? Poi abbiamo visto Red di Pooh, abbiamo visto personalità, ma soprattutto abbiamo visto i tuoi quadri. Da cosa nasce questa passione? Come riesci a esprimere queste meraviglie con questi tocchi di colore stupendi? Prego, tranquilla, non aver problemi, parla come fossi in un salotto normale. Non lo so. Allora, da quando hai avuto questa passione? Quando ti è arrivata la passione? Un anno fa. Un anno fa, perciò recente. E cos'è che hai sentito dentro di te questa voglia di disegnare? Da dove è arrivata? Un giorno, una mattina, una sera? Cos'è stato quello che ti ha dato il là per iniziare a dipingere? Tranquilla, vai tranquilla Irene, non avere problemi, cioè dopo parlerà anche la mamma, adesso noi vogliamo sentire te. Cos'è nato? Cos'è una sera, un sogno, un libro, un qualcosa che ti ha ispirato? Cos'è stato? Che una volta ho sognato Van Gogh che mi diceva tipo di comprare una tela e provare a disegnare. Ma dai, hai sognato Van Gogh? Perciò vuol dire che un percorso l'avevi fatto andando a vedere magari le mostre di Van Gogh. Sì. Perciò quanto è importante, ecco il messaggio che tu vuoi dare anche a certi genitori, invece di lasciare questi figli sui social, di accompagnarli a vedere le mostre. La prima mostra che hai visto, quando è stata? Te la ricordi? A Vicenza. A Vicenza cosa hai visto? E i quadri di Van Gogh. E quello che ti è piaciuto di più cos'è stato? Cos'è che ti ha dato e detto ma quanto bravo era questo uomo? Ce n'erano tanti belli. Tanti, è vero. Uno più bello. Quello che ti è rimasto più impresso, quale? Vediamo. Quello che non hai visto. Quello che non hai visto. Quale? La notte stellata. Ah, hai capito? Questi colori meravigliosi, questo giallo, questo rosso, questi colori proprio che esplodono. E da là hai iniziato a disegnare su queste tele. Sì. E i colori che preferisci quali sono, Irene? Il giallo, il verde, il rosa. E l'azzurro. E l'azzurro. Forse i colori della natura? Quelli, vero? Sì. Sono quelli i colori della natura. Mamma Lisa, allora questa figlia stupenda, che poi con questa forma di solidarietà, che poi chiederò ancora a lei, ma soprattutto il percorso che lei ha saputo fare, o tu hai saputo fare con tua figlia, portandola da piccola magari a vedere queste importanti mostre. Qualcuno dice i bambini non capiscono, sono troppo piccoli. Tu invece cosa vuoi dire, Lisa? No, noi l'abbiamo seguita dall'inizio, da quando ha detto che voleva vedere i quadri di Van Gogh, quindi la prima mostra che c'è stata a Vicenza noi l'abbiamo portata, poi l'abbiamo portata a vedere il film, così. E cosa hai visto quando guardavi tua figlia mentre ammirava questi quadri? Cosa hai visto? Cosa hai notato nel cambiamento di tua figlia? Una passione proprio. Una passione. È sempre rimasta attaccata alla guida, tutto il percorso della mostra attaccata alla guida. Perciò fino alla fine, poi quando ha visto l'ultimo quadro si è messa a piangere. Ma dai, Irene, talmente la commozione. Sì, proprio un'emozione forte per lei. Papà Marco, sta figlia diventa impegnativa adesso, con questi quadri, con questo proprio dipingere addirittura Van Gogh, cioè quello che l'ha ispirata è stata Van Gogh. Ecco, come genitore cosa vuoi dire? Beh, io sono molto orgoglioso ovviamente di mia figlia, perché comunque tramutare in arte, nella voglia che ha di esprimersi, carattere eccetera, che i suoi momenti bui, anche i vari momenti di gioia, lei li mette nei suoi quadri, no? Quindi ci sono diversi colori anche più scuri, più chiari, in base anche allo stato d'animo che aveva in quel momento, no? Certo. Però comunque, no perché è mia figlia, ma comunque ha un grandissimo cuore. Guardate, stiamo vedendo i quadri di Irene, guardate che quadri bellissimi fa Irene, complimenti, Grazie. Complimenti signorina. Prego Marco. No, appunto dicevo, ha iniziato questa passione e si è affezionata a Van Gogh, e quindi ha voluto documentarsi. Abbiamo preso anche un libro, quindi la sera se lo leggeva sempre la sera. Poi vabbè, ha iniziato a comprare tempere, tele e quant'altro, in modo che iniziasse a perfezionare la sua tecnica, diciamo, no? Irene, quando leggevi il libro di Van Gogh,
cos'era che sentivi all'interno di questo libro, mentre leggevi queste righe? Cos'è che sentivi dentro di te? Cosa capivi di questa persona meravigliosa? Che era molto bravo anche a pitturare e mi è dispiaciuto quando ho letto che è morto da giovane. È morto da giovane, nella Provenza, in Provenza, vero? Questo paesino meraviglioso, ecco, che lui adorava e che aveva cercato di portare anche i suoi amici, Cézanne, Gauguin, a vivere questa meraviglia che stava vivendo lui in questa Provenza meravigliosa. Ma un'altra cosa che vorrei chiederti, tu che dipingi il momento triste, con quali colori dipingi quando sei triste? Che colori usi? Con il nero e il grigio. Nero e grigio, vuol dire che quella giornata è proprio pessima, piove, diluvia, temporale. Mentre quando sei al massimo dell'euforia, qual è il colore che usi di più? Il giallo e il fucsia. Perché c'è il sole, c'è il colore, c'è il sole. Mamma, quando vedi dipingere tua figlia, cos'è che noti, ma soprattutto dentro di te, che emozioni e che vibrazioni senti? Allora, intanto non la vedo perché si chiude in camera. Ah, si chiude? Sì. Ah, non vuoi nessuno quando dipingi? No, non vuole nessuno. Poi quando ha finito, allora mi chiama per vedere. E a scuola come vivono i tuoi compagni questa tua arte? La capiscono? Sì, sono già venuti 2 miei compagni a vedere. Dopo verrà anche una maestra. E questi 2 compagni che sono venuti, cosa ti hanno detto e come hanno guardato i tuoi quadri? Con interesse, con stupore? Cioè, cosa hai notato? Tu che sei molto sensibile guardandoli mentre ammiravano i tuoi quadri? Una mia compagna ne voleva comprare uno, solo che dopo è stato venduto. Ah, hai capito. E secondo te forse questi ragazzi hanno poca sensibilità per dipingere, per suonare, per cantare? Abbiamo sentito anche prima questa cantante, questi concorsi che ci sono. Secondo te è un consiglio che vorresti dare ai genitori più che ai ragazzi, che sono i genitori che dobbiamo educare, sai Irene, mica i ragazzi. Secondo te cosa sentiresti di dire a questi genitori? Di non stare sempre a casa, ma magari uscire e andare a giocare con gli amici. Con loro e anche con i loro ragazzi, stare vicino ai loro ragazzi. Avete sentito cosa dice Irene? Allora, avvocato, lei che di storie ne sente tantissime, avendo sentito questa storia, poi noi vedremo l'altra storia che abbiamo vissuto assieme. Mi è piaciuto, scusa ma sono vecchio, ho dimenticato il tuo nome. Irene. Irene. Quando tu hai detto che hai pianto di fronte al quadro, ti posso dire una cosa? Al museo di Van Gogh di Amsterdam, quello dove è solo suo, io ho pianto di fronte all'ultimo quadro che lui ha dipinto, che è quello con il volo dei corvi. Non avevo mai pianto in vita mia davanti... L'emozione, avvocato. L'emozione. Ma secondo dopo lei... aver visti tutti, all'ultimo mi sono sciolto anch'io. Complimenti, perché vuol dire che hai un grande animo artistico, sì. Vivi l'emozione che trasmetti al pennello. Devi essere veramente molto brava poi a vedere le tue opere. Ma guarda che Giovanni Pascoli, che imparerai a conoscere a scuola, aveva la teoria del poeta fanciullino. Cioè, i bambini, il fanciullo, i giovani sono portati all'arte e ti emozionano. Certo. La poesia è così. Brava, brava e complimenti, perché tu esprimi con i pennelli i versi poetici. Togliersi tanto di cappello da giovani nei tuoi confronti. Complimenti. E quando vai a scuola, secondo te la scuola ti sta seguendo in questo percorso? Cioè segue questa, diciamo, arte che tu hai, anche i professori, come la vivono questa tua esperienza nuova che stai facendo? La mia classe sì, poi non so se le altre classi... Però nella tua classe vieni seguita, avete capito? Ecco, perciò stai adattando un po' la classe a quella che è una forma di pittura molto bella che è l'arte, e se uno non ama l'arte vuol dire che non ha capito niente. Allora noi andiamo a vedere il prossimo servizio invece, che è l'assegno. Ciao grande famiglia, siamo arrivati all'Onigo e stiamo per incontrare Alessandro che ci sta venendo incontro. Eccolo qua, Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao. Eccolo qua, Alessandro è venuto in trasmissione lunedì, ha chiesto aiuto, io ho parlato con i servizi sociali
e questa mattina cercheremo di capire cosa sta succedendo a Alessandro e la sua compagna e la sua bambina, perché lui così non può stare. Allora, intanto Alessandro ti abbiamo portato la solita borsa che è uno scatolone, prendi, ce la fai? Tienilo bene sotto che non si rompa perché pesa. Siamo arrivati, permesso, eccoci qui, siamo entrati. Qui c'è la sua compagna, eccola qua Gemma, ciao Gemma, con questo frigoletto, ciao. Ciao frigoletto, quanto ha? Quasi 10 mesi. Quasi 10 mesi hai, sei proprio bello sei proprio bello. Eccoci qua. Allora ragazzi, io vi ho portato un po' di spesa, ho portato anche un po' di cosine per il piccolino. Ecco che così Gemma ha dato un po' di robette, oltre alla spesa naturalmente, poi tu vedrai, ecco qua, che penso siano cose utili, guarda. Ecco gli omogenizzati, i biscotti da sciogliere nel latte, i pannolini, insomma un po' di tutto. Ecco qua. Allora io imbraccio questo bellissimo bimbo, ed è anche buonissimo, e la Mireluccia ha portato gli omogenizzati, i pannolini, le salviette per lavarti, la cremina. Ma quanto buono sei? Ma sei proprio buono, buono? Caro, questo piccolino. Allora lo diamo a mamma Gemma. Adesso siamo con questi due genitori. Allora Alessandro voi l'avete già conosciuto. Allora io ieri ho chiamato la tua assistente sociale, anche loro interverranno perché hanno capito il problema. Ho parlato del tuo caso anche con l'assessore regionale a lavoro Elena Donazan, che si informava appunto per questo problema che c'è con l'ufficio dell'impiego. Lei mi aveva chiesto quant'era che tu non ti facevi più vedere, io non sapevo rispondere perché non te l'avevo chiesto. Quando sei stato l'ultima volta all'ufficio per l'impiego? Un mese fa. Perciò un mese fa, perciò capite che lui va. E non hai avuto risposta? No, nemmeno una. Ecco, lui è senza soldi, Gemma non lavora naturalmente, Gemma avrebbe anche una qualifica alberghiera, però con un piccolino così momentaneamente. Allora Gemma, cosa vuoi dire questa mattina che è arrivata la Mirella? Perché tu non c'eri in trasmissione l'altro giorno. Allora, è stata un'emozione comunque vedere lui là, mi ha fatto, a parte strano, però è stata un'emozione, poi vedervi entrare con la scatola della spesa. Stamattina. Perché piangi Gemma? L'emozione. È dura? Sì. L'emozione. È dura, eh? Non aver niente in frigorifero, un bambino, le vostre famiglie non possono aiutarvi perché non è che... Anche loro non sono messe tanto bene. Non sono messe tanto bene, però c'è un piccolo, avete visto. Quanto ha Francesco? Quasi 10 mesi. Quasi 10 mesi, perciò avete capito perché Jessica piange, è molto dura. Adesso vedremo risollevare questa famiglia, questa coppia, perché è una famiglia. E mi fa molto piacere che i servizi sociali di Lonigo abbiano capito il problema. Ieri ha fatto questo incontro appunto Alessandro, ma tu vai a cercare lavoro indipendentemente dall'ufficio per l'impiego, vai a cercare, mandi mail, suoni qualche campanello, vedi che ci sono queste fabbriche che cercano operai, non li trovano. Tu cosa vuoi dire Alessandro? Allora io sono andato dappertutto, bussando le case, cancelli, agenzie, comune, tramite anche i siti, mi sono iscritto, ho mandato anche delle notifiche. Ho anche addirittura mandato una notifica al Papa, ho mandato una notifica al Capo dello Stato senza mai una risposta. Perché tu dici non è giusto che nessuno risponda a quei richieste, in fin dei conti tu chiedi un lavoro. Sì. Poi dicono che i ragazzi non vogliono lavorare il sabato, la domenica. Mi sembra che non siamo in un paese sperduto. Lonigo è vicino anche a una città molto importante che è anche Vicenza. E ora cosa vuoi dire? Cosa c'è secondo te che non funziona, allora, Alessandro? Diciamo che ci sono dei ragazzi che non hanno voglia di lavorare, però se ci sono delle persone, dei ragazzi che hanno tanta voglia di lavorare, come me, che io se trovo anche di domenica ci vado, non bisogna fare tutto un erbo un fascio.
Esatto, è quello che dico sempre anch'io. Allora, Gemma, tu cosa vuoi dire? Come mai secondo te si parla sempre di giovani che non hanno voglia di lavorare e queste imprese, queste ditte che cercano, però c'è il problema, la prima domanda è cosa mi date? Ma è vera questa storia oppure c'è qualcosa che non funziona? Io personalmente, anche quando cercavo lavoro io, la maggior parte delle risposte magari era anche cerchiamo persone con esperienza, però l'esperienza non la fanno fare. Non danno la possibilità alle persone di potersi creare un futuro e loro dicono che cercano sempre persone, però in realtà sono loro i primi che sbattono le porte in faccia. Voi avete fatto richiesta del reddito di cittadinanza? Abbiamo fatto richiesta per quasi tutti i bonus possibili, per il reddito di cittadinanza, per il bonus mamma, bonus bebè. Stiamo aspettando adesso per andare al CGIL, che abbiamo appuntamento per l'ISEE. Che è il nuovo ISEE di quest'anno. Esatto, e poi insomma vediamo. Sì, anche perché appunto i servizi sociali mi hanno assicurato che stanno cercando di mettere a posto la vostra situazione, perché naturalmente la burocrazia è quella che frena anche molto, perché loro se non hanno l'ISEE di quest'anno non possono neanche fare richiesta di questo reddito di cittadinanza, ed è anche giusto perché dall'ISEE si capiscono tante cose. L'ISEE è una carta d'identità personale economica che è giusto che ci sia e che loro la facciano. Allora ragazzi, guardate, vediamo se facciamo invece che piangere sorridere Gemma o se è l'incontrario. Allora lo diamo a Gemma. Allora questo è l'assegno Gemma. Grazie. Che verrà monitorato con i servizi sociali, perciò tutte le spese verranno documentate. Cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Non c'è tanto da dire, solo che vedere le persone che si prodigano anche con un gesto piccolo è fantastico. Grazie mille. E tu Alessandro con questo assegno, perché questo è intestato a te, perché sei tu venuto, anche se l'ho consegnato momentaneamente a Gemma, cosa vuoi dire dopo aver visto la cifra di questo assegno alla famiglia di Rete Veneta? Che vi ringrazio di cuore che mi state aiutando, che mi avete accolto e che non vi ringrazierò mai abbastanza. Cosa vuol dire avere un piccolino, alzarti la mattina come papà, parlo, e non riuscire a capire da dove iniziare a sbattere la testa? Cioè anche per un giovane, perché io dico sempre dovete rimboccarvi le maniche, però rimboccarsi le maniche e trovare tutte queste porte e portoni chiusi, com'è che si arriva a casa? Dillo a qualcuno che forse non ha ben capito cosa vuol dire non avere un centesimo, cercare di farsi anche una famiglia, perché è giusto anche farsi una famiglia. Allora la mattina quando mi alzo vedo il mio patatino e comincio ad andare in giro a cercarmi lavoro, tornando a casa senza nessuna risposta o anche persone che ti offendono, domandando lavoro ti offendono, torno a casa distrutto, più vedo lui che ha bisogno e il mio cuore si polverizza. Perché dici mi offendono? Cos'è che ti dicono? La maggior parte delle persone mi dicono vai fuori dalle scatole, io non ti do niente, io sono a posto, va da un'altra parte, ti offendono proprio anche con parole volgari. Sentite, ecco, questa non sta raccontando bugie, abbiamo anche queste persone che quando vedono una persona in forte difficoltà, invece che aiutare, come stiamo facendo noi con questa grande famiglia, mettono ancora di più il dito nella piaga, umiliandoli ancora di più. Questo lo so per certo perché purtroppo ci sono anche queste persone. C'è qualcuno che non vuole vedere l'evidenza. Ecco, io penso che sia una cosa veramente vergognosa quello che fanno queste persone a questi ragazzi che noi invece stiamo cercando di rimettere in piedi. E tu Gemma cosa vuoi dire? Quando lo vedi arrivare così sconfortato, così deluso? Mi distruggo anch'io ogni volta. Lui esce ogni giorno con una speranza che qualcuno gli offri un lavoro, cioè gli dica sì, ti prendiamo, vieni a stare con noi, però è devastante ogni volta vederlo tornare a casa con la testa bassa. Quanto bene vuoi sto ragazzo? Da morire. E allora ragazzi io vi auguro veramente un in bocca al lupo. Grazie. Sapete che noi ci siamo, adesso io ho i contatti con i servizi sociali, automaticamente con l'assessore e il sindaco, però c'è la volontà veramente di aiutarvi. Adesso manderemo anche
tutto quanto, la tua documentazione all'assessore regionale per vedere chiaro cosa succede in questi uffici per l'impiego e poi ci rincontreremo. Se avete bisogno di qualsiasi cosa mi chiamate e io ci sarò. E adesso diciamo tutti e tre vicino con questo piccolino meraviglioso un grazie, grazie a questa grande famiglia di Rete Veneta. 1, 2, 3, grazie. Avvocato Riondato, un'altra storia drammatica che però sembra che, come dice la nostra Irene, che questo quadro che lei avrebbe dipinto nero e grigio, vedendo questo, però sta cercando di trovare un colore diverso che è il giallo e il fucsia. Cosa dice, avvocato? Qua non funziona proprio sta roba, questi servizi sociali. Beh, c'è una cosa positiva, che Irene è generosa già da piccola. Li educhiamo bene, i genitori, complimenti, cioè da qualche parte lo prendono perché è l'humus di casa che viene assorbito dai figli. Sì. Per quanto riguarda questi casi sono molteplici. I ragazzi che siano disoccupati lo sappiamo, c'è chi però ha anche già famiglia, chi ha rientra in una famiglia che è già piena di problemi di suo, non riesce a sbarcare il lunario. E cosa si fa? Al netto di ogni complimento bisogna che io dica che la Mirella risolve tantissimi problemi di questo tipo. Ma c'è qualcuno che li guarda, che dice che fa qualcosa e non fa nulla. Li conosciamo tutti, tanti, forse tanti siamo, o tante volte siamo anche noi così. Si guarda, si vede la situazione, magari se sono quelle, io le chiamo lotterie in TV, manda 1 euro, manda 2 euro, sparito tutto, la gente muore di tumore, di malattie, di questo, di quell'altro, tutti finta di nulla. Vattene, il ragazzo viene offeso, poverino, ha un'ottima educazione, viene impartita da chi ha. Chi ha dovrebbe dare, perché... L'esempio almeno, è rispetto soprattutto per questi ragazzi in difficoltà. Irene, vedendo questo filmato un po' toccante e commovente, cosa ti senti di dire? Cos'è che hai provato? E anche tenerezza per loro. Tenerezza? Sentite? Sentite i sentimenti? Ecco, tenerezza, questo bambino piccolissimo che stringeva la sua mamma e il suo papà. Bisogna fare qualcosa per questi bambini, è vero quello che stai facendo tu per aiutare, come hai detto prima, questi bambini in difficoltà, questi genitori in difficoltà. Mamma Lisa, anche te ho visto che eri un po' commossa sì. Veramente, perché sono situazioni che bisogna far vedere, perché chissà che fuori sbatte la testa, dicevo qua a Treviso, capisce qualcosa, però sono situazioni da aiutare. Secondo te quanto fragili sono questi bambini se crescono male, se non crescono proprio con dei valori che fin da piccoli dovremmo loro e dare i buoni esempi, insegnare? Sì, dipende anche dai genitori, bisogna aiutarli. I tuoi genitori cosa ti insegnavano quando eri piccola, Lisa? Rispetto? Sì. Rispetto, essere educati, sì, le solite cose, insomma, che si insegnano anche ai figli. Ma tu quando vai a scuola con la tua ragazza, questa ragazza stupenda, cos'è che noti? C'è qualcosa che noti in certi genitori? Ci sono anche tanti di comportamenti che hanno forse sbagliati? Anche sì. Li noti anche tu? Sì, o sono solo io che li noto? No, si notano. Si notano, vero? Troppa libertà. Bravissima, troppa libertà. Troppa libertà. Questo essere amico troppo del figlio, della figlia. Anche tu Marco, questa amicizia, ma il mio amico, io sono l'amico di mio figlio, non è un po' troppo sbagliato? Ci dovrebbero essere 2 ruoli proprio distinti. Allora, diciamo che noi abbiamo anche un figlio quasi 16enne, quindi se fai troppo, tra virgolette, il dittatore come faceva mio papà, che mi ha insegnato rispetto, disciplina e quant'altro, però era molto rigido, no? Adesso devi cercare anche, tra virgolette, di entrare un po' nel suo mondo, no? Cercare anche di capirlo, quando lui ti chiede di essere partecipe anche del suo mondo, no? Perché altrimenti se non hai dialogo, non dico che ti dica tutto, però cercare sempre comunque di capire anche chi frequenta, dove va,
Cioè, Ma le regole? Le regole sono basilari. Cioè riesci a mettere le regole tuo figlio? Sì, sì. Più tu che Lisa o tutti e due? No, ascolta più lui. Più me. Avete Sì, più io. Io ho parlato con una mamma a un incontro che ho fatto su una scuola, ho fatto vedere questo servizio, di questa mamma che stava perdendo suo figlio perché si drogava e lei ha cercato in tutte le maniere di salvare e c'è quasi riuscita, però lei ha detto una cosa fondamentale. Sai Lisa cosa mi ha detto? A 14 anni io ho capito che dovevo fare un passo indietro e lasciare che fosse il papà, mio marito, a farsi avanti, perché mio figlio in quel momento non aveva più bisogno di me, ma aveva bisogno di una figura maschile. Condividi? La figura paterna è indispensabile, secondo me, per un percorso di crescita di un figlio. Perché comunque ha bisogno, cioè qualsiasi figlio ha bisogno delle regole. È giusto cercare di trovare un equilibrio, ovviamente i suoi spazi, le sue amicizie, eccetera, però le regole ci vogliono. Ma in tutto il percorso della vita ci vogliono le regole. Dall'adolescenza, a quando andrai a scuola, quando andrai al lavoro. Non è che, cioè, è giusto rispettare le regole. Si fa più fatica a dire sì o no, Lisa, a un figlio di 16 anni? Perché con Irene penso non hai grossi problemi. No, e con si Irene nota. no. Ma col sedicenne i problemi sono più grandi. Sì. Beh, con me, con la mamma, non mi ascolta. Avete sentito? Fa fatica ad ascoltarti, Sì. anche Cioè, se cerchi di fargli capire. Se lui dice le stesse cose che dico io, ascolta lui. Cioè questa figura maschile che viene vista in maniera... Sentite cosa stiamo sentendo questa sera? Sentite che importante che sono questi dialoghi che stiamo facendo, almeno io penso, proprio per far capire le due figure diverse, complementari, però ognuna con proprio percorso. Avvocato Riondato, lei situazioni ne vede tantissime, fa fatica a seguire, ecco, certi genitori, come mai? Ma è interessante il discorso del genitore amico. Particolarmente le mamme sono amiche delle figlie, finisce che finiscono male tutti e due. Ognuno ha un ruolo, il papà è il papà, la mamma è la mamma, non perché maschilismo, femminismo, no. Ognuno deve avere il suo ruolo, ma noi in Italia siamo abituati, siamo tutti arbitri quando vediamo il calcio, siamo tutti ingegneri, ma ha sbagliato questo. Tutti insegnano tutto agli altri, pochi sanno fare il loro mestiere. Quindi, soprattutto in cose così delicate, credo che ogni genitore debba fare il genitore nel suo ruolo, perché è inutile, c'è una conformazione anche fisica, anatomica, biologica, ma soprattutto da rispettare. Le regole del gioco che sono due genitori, due ruoli. Le regole restano regole, però vengono interpretate o dalla donna o dall'uomo, dal maschio o dalla femmina, dal papà o dalla mamma. Insomma, così va il mondo. Invece mi è piaciuta molto la frase, perché è quella solita. Io sono molto amica di mia figlia, anzi, io e mia figlia siamo un'unica persona. Io e mio figlio, è tutto sbagliato. Ti piace chiamare la tua mamma mamma o per nome? Mamma. Secondo te tanti bambini chiamano per nome la mamma? No, senti più il nome mamma? Tu invece, Lisa, vuoi dire qualcosa? Senti che c'è questo cambiamento anche di ruoli, nel senso che, come dice l'avvocato, questa mamma che diventa troppo amica della figlia deve fare più la mamma? No. Neanche su tuo figlio più grande? No. Quando vai... No. La mamma è mamma? La mamma è mamma, sì. Allora guardiamo questo filmato che abbiamo girato e che adesso l'avvocato Riondato ci racconterà come sta finendo questa storia drammatica che noi abbiamo vissuto a Tre Baselli. Abbiamo chiamato i carabinieri, stanno arrivando il 112. Ciao Giuseppe, ti ricordi, sì?
Allora vi ricordate Giuseppe e la sua mamma? Allora adesso io ho invitato questa sera l'avvocato Pierluigi Riondato per raccontarci un finale. Allora che finale c'è in questa storia drammatica e anche se vuole un po' sfumarla, avvocato, per quelli che non la conoscono? Sì, grazie all'intervento della giornalista di Mirella c'è stato un intervento in una situazione drammatica. Mamma di una certa età e figlio grande convivevano in una casa che forse si sono viste poche immagini questa sera, era più un tugurio a detta anche di chiunque la vedesse, e c'era persino un cappio appeso, il figlio non era totalmente compossui. Lo stiamo vedendo. Eccolo qua. Un cappio che faceva pensare, avendo a casa una persona che era meno compossui, meno abile della mamma, a qualche cosa di grave. La mamma però ha preso la forza, mi pare l'ha chiamata personalmente, Sì. la Mirella è intervenuta, ha trovato una situazione drastica, drammatica, da basso 800 nella banlieue di Parigi, nei fondi peggiori, è riuscita a convincerli praticamente ambedue a togliersi da quella realtà, ha chiesto e ha sollecitato, e c'è riuscita la Mirella, con i servizi sociali, con il comune, al punto che comune, ho chiesto il permesso di fare il nome, ma devo giustamente dirlo, la sindaco Zoggia, Antonella Zoggia, e l'assessore al sociale Rosanna Trevisan, ho chiesto loro il permesso, si sono adoperate. Io devo dire, perché ho partecipato a molti incontri, mi invitavano anche agli incontri, si sono adoperate e sono riuscite a trovare un mini appartamento in una frazione di Trebasele, che di nuova costruzione, rimesso a nuovo, e praticamente adesso vivono lì. Giuseppe e la mamma. Giuseppe e la mamma. Sono stati ricoverati, faccio il cronista, sono stati ricoverati ambedue in reparti di psichiatria di 2 ospedali diversi, sono stati curati e rilasciati. Certo, la situazione però, sappiamo tutti, quando colpisce la mente o quando tocca anche lontanamente la mente, diventa problematica. Bisogna però dire che la comunità anche di Trebasele, che oltre all'amministrazione, si sono dati da fare, e attualmente queste 2 persone sono allogate a casa loro. Se riusciranno a vendere, sono riuscito a ottenere con velocità la nomina di un amministratore di sostegno che è stato nominato, che ha già giurato ieri, pensano di vendere una parte dei loro beni, perché hanno dei campi, hanno la casa di impianto antico ma bellissima di per sé, è non lo so come definire. Inagibile anche, soprattutto. Inagibile, non se Finalmente ne discute. l'hanno dichiarata non se ne discute. inagibile. Grazie a lei, grazie a lei. E grazie a lei invece, avvocato, che ha spiegato questa lieta storia, perché è diventata una finora lieta è andata storia. così, adesso Finora speriamo che vada meglio ancora, continui, però almeno siamo sicuri che Giuseppe e la mamma vivono in un ambiente decente, seguiti dai servizi sociali, ma soprattutto seguiti da persone competenti, perché sarà un percorso anche difficile anche perché da i finire. medici hanno dato indicazioni alle strutture, vengono seguiti, e speriamo che adesso Vedi Irene, questo ad esempio era un migliorino. quadro tutto nero, non c'era neanche il grigio, tutto nero, però che sta diventando un'altra volta giallo, fucsia, proprio con l'aiuto di tutti quanti noi assieme che abbiamo fatto squadra. Allora io direi adesso di andare a vedere il prossimo servizio, che piacerà tantissimo alla nostra Irene, perché andiamo a vedere la solidarietà sugli sci. Guarda che bello, Irene.
A Falcade si è conclusa la 37esima settimana bianca per i non vedenti dell'Associazione Disabili Visivi di Roma, che da 4 anni frequentano la località turistica bellunese per la pratica dello sci. Gli atleti ipovedenti e non vedenti che hanno scelto di praticare lo sci nordico sono stati guidati da personale istruttore sia volontario che appartenente alle forze dell'ordine e forze armate. Per l'esercito sono scesi in campo i militari in forza al 7° Reggimento Alpini di Belluno, guide insostituibili per i non vedenti lungo l'anello di fondo di Falcade. Il comandante del 7° Stefano Fregona ha espresso parole di gratitudine nei confronti dei suoi uomini. Un onore, ha detto, poter partecipare con il mio personale, che è molto esperto nella pratica dello sci da fondo, a sostegno di queste persone straordinarie. In Val di Zoldo di scena la 3 giorni sulla neve organizzata dall'Associazione Persone Down e dall'Associazione Sci Fondo Val Zoldana. Giochi e sport invernali hanno visto protagonisti un centinaio di persone con sindrome di Down e altre disabilità intellettive provenienti da tutto il nord Italia, che hanno condiviso le giornate con gli alunni delle scuole locali del Catullo di Belluno e delle scuole medie dell'Alpago e di Santa Giustina. Sono state proposte camminate con le ciaspole, pattinaggio su ghiaccio, golf sulla neve. A chiudere la manifestazione la staffetta di sci di fondo. Soddisfatti gli organizzatori, che si sono avvalsi dell'opera fondamentale di tanti volontari e della collaborazione di imprenditori, commercianti e privati cittadini della Vallata Zoldana. Allora, un servizio importante che fa capire, come si parlava prima con gli operatori del graticolato, quanto è importante far uscire questi ragazzi, portarli a vivere situazioni normali per i normodotati, invece che per loro una volta erano situazioni incredibili. Molte volte, e lo ripeto, e lo ripeterò sempre, tante famiglie nascondevano questi ragazzi che sono, guardate, meravigliosi, con questo sorriso che esplode sempre in questi meravigliosi volti e che finalmente riescono ad avere, grazie a queste strutture che abbiamo fatto vedere anche questa sera, una vita normale, perché loro hanno tanto da dare. Il Banco Solidale. È Carnevale e come ogni anno, anche quest'anno ci sono stati regalati tanti bei vestiti di Carnevale che noi distribuiamo ai bambini dei nostri utenti. Ci sono coriandoli, le stelle filanti, le mascherine, c'è di tutto e facciamo la felicità di tanti bambini. Volevo anche ringraziare la signora Vallì, quella delle coperte, che ce ne ha regalate moltissime, e adesso ci ha regalato dei bellissimi maglioni che fa lei. Inoltre volevo ringraziare Fabio e Vilma Genovese, che ci hanno portato dei bellissimi e nuovi pantaloni per bambini, come vedete sono tutti qui e noi siamo più contenti dei nostri utenti perché così ne facciamo tanti bambini felici. E di questo zucchero dobbiamo ringraziare Giorgio e Danilo da Sacile. Come ogni settimana il signor Renato ci ha portato questa verdura, topinambur, cappucci, insalata, che come ogni mercoledì alle persone che vengono qui a farci la borsa distribuiamo. E anche questa volta, anche questa settimana, dobbiamo ringraziare Forno d'Asolo che ci ha portato tutti questi dolciumi, tra brioche e anche roba salata, che sono delle pizzette. Irene, hai visto il Banco Solidale della grande famiglia di Rete Veneta? Tutti questi colori, mi piacerebbe un giorno con i tuoi genitori venissi a visitarlo e poi vediamo magari se hai voglia di realizzare un quadro
proprio del banco solidale, questi banchi solidali che sono fondamentali per l'aiuto di queste persone, di questi bambini che hai visto e che forse se non ci fossero dovremmo inventarli, perché tutti sai parlano, ma che poi realizzano veramente qualcosa di positivo è tutto difficile. Cosa ti ha colpito del banco solidale, Irene, che hai visto adesso? Che hanno regalato delle cose ai bambini. Hai visto quante cose hanno regalato i bambini? Portano un po' di tutto, sai, dagli alimentari, come hai visto, ai maglioni, fanno i maglioni, i giocattoli, adesso il carnevale, sono ricordati del carnevale, che a questi bambini piace andare in maschera. A te piace andare in maschera a carnevale? Più ad Halloween. Ah, preferisci, avete capito come sta cambiando il mondo? Perché ti piace di più Halloween? Cos'è che vi attrae di questo Halloween? Fare dolcetto e scherzetto con gli amici. Il dolcetto e scherzetto, lo vivete più del carnevale voi a Sì. 10 anni? Avete capito come stanno cambiando le cose? Mamma, cosa dice? È vero? Sì, è vero. Halloween Una volta quando ero più piccola sì, preferiva il carnevale, Halloween, non sapeva cos'era. Ultimamente va tanto l'Halloween. Le nostre tradizioni stanno cambiando, Sì. stanno copiando altre tradizioni che non Sì. sono nostre. Esatto. Ma pensa a te. Papà Marco, allora cosa succede? E quello di 16 anni cosa piace? Vabbè, quello di 16 anni piace far festa, diciamo, no? Quindi andare in discoteca ai vari eventi della musica che segue lui, e ovviamente stare qui amici. E questo cyberbullismo come lo sta vivendo tuo figlio? Questa forma sui social che sta distruggendo questi cervelli, questi giovani? Se ne parla a casa? No, sinceramente di Cyberbullismo no? No. Però, come abbiamo parlato prima, abbiamo sempre spiegato che anche il bullismo, anche a livello scolastico, eccetera, è una cosa da condannare. Quindi ho sempre cercato di insegnargli sta roba, no? Però del cyberbullismo se ne sente tanto parlare, però in casa nostra, sinceramente, forse perché non conosci qualche caso in particolare. Eppure bisognerebbe approfondire, perché posso assicurare che i casi di cyberbullismo sono tantissimi e stanno veramente distruggendo una parte della nostra società giovane con questi micidiali social. Avvocato, lei invece di cyberbullismo sente parlare? Tantissimo. Nei tribunali? Tantissimo, ma più che in tribunale, fino ad ora non è che finiscano in molti tribunali Dovrebbero queste questioni. finire là. Ma alla fine finiscono, ma ci sono le autorità scolastiche, molti insegnanti che hanno l'occhio più attento di tanti altri, vedono, si accorgono, ma c'è un grande ostacolo, che la vittima del bullismo non parla pochissimo, non parla mai con i genitori, come nelle violenze, non parla con i genitori e quindi lo scoprono che hanno già una certa età, cioè hanno il coraggio di dirlo quando hanno una certa età. Il più delle volte è troppo tardi. Però è il momento dello psichiatra, dello psicologo, che se intervenivano avvertiti però in tempo debito non si sarebbero andate diversamente. Certamente. Allora in questo momento io vi prego, per un momento, di ricordare la piccola Emma, che per questa influenza rara non c'è più. Oggi sono fatti i funerali e anche noi troviamo doveroso questa sera dare l'ultimo saluto a Emma. Ciao Emma. È quasi mezzogiorno quando Silea trattiene il respiro e saluta per l'ultima volta la piccola Emma. Il suono delle campane rimbomba sul sagrato e rompe un silenzio carico di dolore e interrogativi, quelle stesse domande di cui Don Luciano si è fatto portavoce durante l'omelia. Perché proprio Emma? Perché in quel modo? Da qui il bisogno di abbandonarsi alla fede, perché tutto non si può comprendere, soprattutto la fine di una vita così giovane. Poi Don Luciano ha ringraziato Emma per i suoi sorrisi, per la sua energia e vitalità che tutti in paese conoscevano, in parrocchia come a scuola. Presenti le quinte A e B delle elementari Toniolo, che seguiranno un percorso di sostegno psicologico per elaborare la perdita, e poi il sindaco, le associazioni del territorio, le amiche della ginnastica artistica, i colleghi di lavoro dei genitori e anche gli amici dei due fratelli più grandi. Una cerimonia breve e riservata, come chiesto espressamente da mamma Piera e papà Marco, che oggi si sono sorretti uno con l'altra. A parlare solo i ricordi che qualcuno ha riversato su queste pagine.
Dopo il ricovero domenica sera al Cafoncello per quella che sembrava solo una brutta influenza, Emma è mancata martedì a causa di un'encefalopatia necrotizzante acuta come rara complicanza virale. A confermarlo anche l'autopsia, una forma rarissima, 100 casi appena al mondo. Emma se n'è andata in meno di 48 ore, lasciando un vuoto feroce. Oggi il suo mondo era tutto qui a salutarla e ringraziarla per il breve ma importante viaggio fatto assieme. Avvocato, io so che lei vuole salutare anche un'altra persona che ci è mancata e che non c'è più. Che è una sua collega, la Rosanna Sapori, nota a questa rete perché lavorava in questa rete e di cui io sono stato ospite molte volte in trasmissione in diretta. Purtroppo è mancata e in modo tragico anche. Allora Rosanna anche Sapori. a Rosanna diciamo ciao Rosanna. E adesso lasciamo l'ultima parola alla nostra cantante. Con quali canzoni chiudi questa puntata, Katia? Notturno di Mia Martini. E vai. C'è tempo domani per tutte queste idee, per chi parte o rimane seguendo le maree. Io adesso ho bisogno di bagnarmi il viso nell'umido autunno che scende all'improvviso. C'è tempo domani per la velocità di questa esistenza che sogni più non ha. Adesso vorrei solamente credere un istante in un treno notturno che scava il kill blu di questa mia notte irraggiungibile, che porti pensieri invisibili, esattamente come io non so più, però dovunque fossi tu. C'è tempo domani per la malinconia che è come la pioggia che cade in questa via. Lo sai, non ricordo quanti anni avrai gli anni di allora e cambiare non potrai ancora. C'è tempo domani per questa vita mia. Domani, che cosa vuoi che sia? Adesso vorrei solamente riuscire a liberare un aereo notturno che scivoli sul blu di questa mia notte irraggiungibile, che porti pensieri invisibili, esattamente come io non so più, però dovunque fossi tu. Bravissima Katia, e noi ci vediamo lunedì prossimo. Complimenti Irene Gemì, sei la numero 1. Buonanotte, buonanotte.